Ringrazio per la partecipazione, oltre a tutti voi, il vice sindaco Rugolotto, l'assessore al turismo Donadello, l'assessore Rizzo e l'assessore Vagliante. Manca, in quanto influenzato, l'assessore Bergamo. Ringrazio anche tutti i consiglieri presenti, sono numerosissimi, quindi grazie per la vostra presenza e partecipazione. Inoltre c'è il segretario generale Torcucci e i dirigenti Massimo Ambrosin e Carpenello Cristina e il ragioniere capo dalla Rovere Franco, che era qua, non vedo finire. Va bene. Quindi, Franco, sei qua? Dove sei? Sì, lì. Ah, è qua, eccolo qua. Se abbiamo bisogno di te poi ti chiamiamo. Io mi sono preparato una breve relazione per questo momento che ve la leggo. Era dovere dell'amministrazione da me rappresentata rispondere alla lettera dell'AIA dello scorso mese e da voi sottoscritta relativa alla tassa di soggiorno. Una risposta che, ci ritengo a ribadirlo, ho preteso fosse ponderata e che partisse da un'attenta analisi della reale situazione di bilancio, valutando in maniera approfondita le strade alternative percorribili emerse anche dalle vostre proposte. Quindi una risposta seria, concreta e al di sopra di qualsiasi polemica e degli interessi delle varie categorie coinvolte. Alla base vi è ovviamente la consapevolezza che il dialogo e gli interessi generali della località, dei suoi cittadini, dei suoi operatori e non per ultimi dei suoi turisti siano prioritari rispetto a tutto il resto. Quindi, lo ripeto, la filosofia che ha guidato e guiderà le nostre scelte di amministrazione comunale è quella di mettere in primo posto il bene della città nel suo complesso ed è proprio per questo che, credo, la maggioranza degli esolani mi hanno voluto come sindaco. Ed è proprio sulla base di queste premesse che sono qui a rivendicare il fatto che se ad oggi siamo qui a parlare ancora di tassa di soggiorno non è né per superficialità né per scarsa considerazione delle categorie e tantomeno perché non avevamo le idee chiare, ma per quella che io ritengo sia il modo migliore di agire per un'amministrazione, e cioè per la volontà di porre particolare attenzione alle scelte importanti che riguardano la città e l'insieme dei suoi attori, tanto più se essa riguarda direttamente il comparto del turismo e non ultimo la quadratura del bilancio pubblico. Tutti siamo consapevoli di quanta importanza abbia il turismo a Jesolo, trattandosi della nostra principale risorsa, e quindi di quanto siano delicate le scelte che possono incidere anche minimamente sui soggetti che operano in questo settore e sui turisti, e se a ciò aggiungiamo le considerazioni sul particolare momento storico che stiamo vivendo di aumento generalizzato delle imposte, la scelta più ovvia, ma consentitemi dire anche populista, sarebbe stata quella di dire no alla tassa di soggiorno. Ma purtroppo, proprio per non lasciare senza risorse un capitolo importantissimo del bilancio di una località turistica, ossia quello in primis della promozione, un sindaco avveduto deve fare purtroppo scelte anche impopolari, proprio però a vantaggio del comparto turistico in genere. Conseguentemente vi comunico che la tassa di soggiorno verrà applicata già dal 2013 e che venerdì prossimo 21 alle ore 11 in questa sala ho già convocato la consulta del turismo ed in quella sede l'assessore al turismo Daniela Donadello, coadiuvata dall'assessore al bilancio Luigi Rizzo, vi illustrerà i dettagli della sua applicazione. Scusatemi. E sempre in quella sede verranno concordati e decisi con voi alcuni passaggi importanti dell'applicazione della tassa stessa. Prima di passare la parola ai dirigenti del Comune per i dettagli tecnici e prima di dare la parola agli invitati, voglio lasciarvi con questo messaggio. Sono consapevole del fatto che il percorso che ti aspetta assieme, perché è così che voglio lavorare, sarà difficoltoso e ci porterà spesso ad avere opinioni divergenti sulle scelte da prendere. Tuttavia mi aspetto che raccogliate assieme a me questa difficile sfida, collaborando sia attraverso la critica, purché costruttiva ovviamente,
che anche in termini di proposte su azioni e di idee alternative. Tutto ciò per mantenere Jesolo in una posizione di preeminenza nel panorama turistico nazionale ed internazionale ed anzi estenderne ancora di più l'importanza. Grazie.